Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con ore 13 insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande come ogni mercoledì. Allora vi ricordo ancora subito, il titolo l'avete visto, lavoro nero e pensioni, quindi cominciate a prenotarvi e chiamare allo 0422 1626 798. Saluto e ringrazio Paolino Barbiero, segretario dello CGIL Pensionati Buongiorno. Treviso, Antonio Ventura, Ufficio Vertenze, buongiorno Antonio, buongiorno. E Fabio Zamperla, sempre dell'Ufficio Vertenze. Buongiorno. Ciao Fabio. Allora, annunciamo subito? Domani in assemblea, sì. Così facciamo vedere poi anche il volantino in modo che facciamo sapere a tutti quelli che vi seguono. A tutte le iniziative che come Sindacato Pensionati CGIL assieme al SUNIA, che è il Sindacato degli Inquilini, abbiamo fatto per modificare la recente legge regionale sulle nuove norme che regolano gli affitti pubblica, sì. E le modalità per stare nelle case ATER. Facciamo questa assemblea per fare il punto rispetto a tutta la mobilitazione che è stata fatta prima dell'estate e subito dopo, perché nel frattempo ci sono delle novità importanti che devono concretizzarsi entro la fine dell'anno, perché la Regione ha fatto un emendamento alla legge finanziaria che modifica i tetti di permanenza. I famosi correttivi, no? Che abbiamo aspettato. Correttivi, solo che i correttivi una parte avvengono attraverso l'emendamento della legge finanziaria, quindi prima se superavi 20.000 euro di ISE dovevi uscire dalla casa popolare, adesso invece questo limite è stato portato a 35.000 euro. Non va bene? Va benissimo, perché questo consente a molte persone anziane che non saprebbero dove andare di continuare a restare dentro, e va benissimo anche per l'ATE e la Regione, perché incassano degli affitti più consistenti rispetto a chi ha un ISE più alto. Poi c'è il pezzo del regolamento. Tra l'altro noi domani facciamo l'assemblea e la Regione è in commissione a presentare le modifiche che vuole apportare al regolamento, e quindi siamo in contemporanea proprio per fare anche pressione perché nel regolamento vengano accolte le altre istanze che mancano. Quali sono? Sostanzialmente sono quello di riparametrare il valore dell'affitto partendo non più dai 20.000 euro ma dai 35, quindi mettere il tetto più alto a 35.000 euro, fare un calcolo adeguato che tenga conto del reale stato dell'immobile, che si faccia un'operazione dove si mettano assieme anche le spese di condominio, perché chiaramente se ci sono immobili che hanno risparmio energetico le spese sono più basse, se ci sono immobili più vecchi che non sono stati adeguati le spese sono più alte. In più c'è tutta la questione che riguarda gli anziani che sono rimasti questo in appartamenti di dimensioni più grandi di quelli necessari, sì. E quindi creare un sistema di mobilità tra appartamento e appartamento senza sradicare le persone dal luogo in cui sono nati e cresciuti. Questa cosa qua però abbiamo visto riguarda più i grossi centri, quindi Treviso, Castelfranco, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Mogliano, perché nei comuni più piccoli il sistema di rotazione è stato facilitato perché appunto avevano meno casi da gestire. Però anche qua, se ci si mette di buona volontà, le cose si possono risolvere anche facendo, non ho capito una cosa, anche facendo interventi, perché per esempio un appartamento da 100 metri quadri può essere diviso in due e se ne fanno due. Ma questa è un'idea che ha solo l'assessore Lanzarini in regione, sì, però è complicato da applicare. Non è complicato, bisogna avere una progettazione e poi nel tempo farlo. Anche perché per un anziano avere un appartamento molto grande, cioè qualcuno che aveva 180 metri, viene ricordato più volte tra i vari casi della regione, no? È dispersivo, magari non serve. Ma magari ci sta una famiglia con 6 figli. Ci sta una famiglia, esattamente, questo poi è il senso. Quindi però non ho capito la questione del domani alle 10? Allora, domani alle 10 facciamo la prima assemblea all'auditorium della CGIL per gli inquilini del comune di Treviso, comune limitrofi. Alle 11:30 tra l'altro abbiamo la conferenza stampa, quindi aspettiamo anche voi di Antenna 3. E poi quindi domani alle 10 lo vedrete auditorium via Dandolo, no? Poi invece al pomeriggio siamo a Conegliano, sempre in CGIL a Conegliano, dalle 2:30 in poi,
e il giorno dopo Castelfranco. Castelfranco al pomeriggio, allora, i due mulini. Poi mi spiega la sociale, cosa delle spese di condominio, perché non ho capito bene, francamente, tra le osservazioni e le richieste di modifica ancora che voi volete dalla Regione. Telefonata da casa, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno, chiedo scusa, vorrei fare una domanda al segretario dello SPI. Sì, la faccio, prego. Visto che sono iscritto allo SPI sindacato, io abito sulle case popolari che in luglio, per effetto della regione di Venezia, mi hanno aumentato diciamo il 70%, ma ha superato anche il 120%. Adesso quegli affitti che io ho pagato e anche noi inquilini delle case popolari da luglio fino a dicembre con la maggiorazione di che succede? Vuole sapere, no? Vorrei capire se vanno in retrazione dal 2020 con la nuova legge. Come si chiama lei? Io sono Andrighetto Gianfranco. Allora Gianfranco ha fatto... Il mio compagno Barbiero. Ah, lo conosce. Ah, boh. Ha fatto una domanda interessantissima, l'abbiamo detto diciamo più volte, ma è benissimo ricordarlo con questo suo spunto. A posto, Gianfranco voleva fare qualche altra domanda? Io mi dispiace che i volantini del Sunia li ho portati nel quartiere di Santa Bona, non ho potuto fare altri quartieri perché ho dei problemi familiari. Spero in qualche modo di partecipare a questa assemblea pubblica che giustamente... Domani alle 10 via Dandolo, va bene. Sì, è doveroso, però inviterei il mio sindacato di pensionati, perché noi pensionati non abbiamo più i 60 anni, cioè pensionati dai 70 ai 90 anni nei quartieri. Pregherei al segretario se potesse fare magari itinerante assemblee sui quartieri, certo, o certo. al CAP di San Liberale, oppure il centro sociale di Santa Bona, oppure quello di San Pelagio. Allora Gianfranco ha fatto due osservazioni interessanti, questa lo diciamo magari qualcuno che si diffonda la voce, ne stiamo parlando adesso, quindi magari qualcuno se ci potesse ascoltare anche dai quartieri, questa è un'utile osservazione. Gianfranco, grazie e buona giornata. Cioè chi ha pagato di più in questi mesi? Prima semplice, sui quartieri noi comunque siamo presenti una volta a settimana a San Liberale, a Santa Bona e a Fiera, e quindi là possiamo dare risposte puntuali. Seconda precisazione, quello che stiamo dicendo non è la soluzione certificata e timbrata, è quello che dovrebbe succedere se tutte le norme, sia quelle che hanno emendato nella finanziaria, sia quelle del regolamento che sono in discussione, il 5 e il 12 ci sono le adozioni, vengono approvate entro l'anno. Poi le norme prevedono appunto che alzano l'ISEE, prevedono che c'è un coefficiente diverso per calcolare l'affitto, quindi dovrebbe venire più basso, specialmente le situazioni che hanno alzato di più. Nel regolamento non è scritto che fanno conguagli, è una delle cose che noi dovremmo... Però dai, è chiaro che si devono fare i conguagli, allora, dai. Per non sapere non leggere e scrivere, se certo, fosse scritto io posso dare la certezza alla persona, se non è scritto c'è sempre il dubbio. È una cosa che noi chiederemo in audizione. Allora, se no c'è l'ufficio vertenze. No, vabbè, dopo ne parliamo anche con i ragazzi. Dunque, telefonate ancora da casa, ne approfittiamo perché poi abbiamo la pubblicità. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giancarlo da Silea. Prego Giancarlo. Ecco, volevo dire, saluti tutti presenti, ma specialmente il signor Barbiero, non bisogna dimenticarsi delle migliorie che si fanno nelle case popolari durante la permanenza negli anni. E se uno va via dalla casa e la lascia, non è che le diano i soldi indietro, quelle migliorie vanno tutto a vantaggio dell'ATER che non deve fare certi lavori, hai capito? E noi non siamo come il signor Galan che si è portato via tutti i sanitari da casa a Rondella perché erano suoi. Noi non possiamo fare come il signor Galan che si portiamo via tutti i sanitari. Purtroppo le migliorie, bisogna tenere conto anche di queste cose, che le migliorie dovrebbero essere insomma, ricompensate, insomma, tenere conto di queste cose. Senta Giancarlo,
Lei abita in una Venga casa... all'assemblea domani. Venga all'assemblea domani alle 10. Tutti dice... i suggerimenti sono utili. No, ma questo è un nodo importante, perché poi cosa dicono gli inquilini? No, ma insomma, paghiamo tanto, oppure ce lo aumentano, nessuno considera mai il fatto che abbiamo fatto dei lavoretti anche di miglioria, eccetera, Ma eccetera. diciamo che gli inquilini tutti, non solo quelli da casa popolare, anche quelli che sono in affitto, hanno, come si dice, degli obblighi di competenza propria per tenere l'appartamento in un certo modo, e degli obblighi, per esempio si rompe la caldaia, è il titolare dell'appartamento che deve intervenire a cambiarla, si rompono degli infissi, cioè ci sono cose che deve fare, il proprietario e cose che deve fare l'inquilino. Se ha rifatto il bagno, per dire, no? È una cosa che non gli compete. No, se il bagno non era, come si dice... Questo dice, ho fatto queste migliorie. Però Giancarlo, è ancora in linea? Che migliorie ha fatto? Ce ne può citare una? No, per esempio io ho fatto il portoncino nuovo e anche tutte le finestre nuove, capito, quei vetri antirumore e antisformamento, in questo caso una bella spesetta. Cioè il portoncino blindato, no? È una sua scelta, credo. Sì, No? blindato, Fabio. certo, come si può entrare. Aspetti Giancarlo, aspetti, prego. Dai miei studi giuridici, nonostante adesso non segua questo filone del diritto, in realtà il titolare deve quantificare le migliorie e risarcire il conduttore dell'appartamento. Quindi se un conduttore, quindi chi è in affitto, fa delle migliorie mi dice mi sono costate tot, lo fa sapere all'ATER, ma non è che le dovrebbe anche chiederlo prima, dovrebbe chiederlo prima, sì, dovrebbe chiederlo, assolutamente dovrebbe chiederlo, e non è che le quantifica a parità di prezzo dei lavori, ma c'è anche l'utilizzo nel frattempo, perché se io utilizzo per 10 anni, chiaramente quel bene, nonostante sia una miglioria, perderà di valore. Quindi al momento della restituzione, in teoria, dovrebbe esserci una forma di rimborso. È chiaro che dipende dalla tipologia di miglioria e dall'utilizzo. Comunque che vengano domani. Giancarlo, ecco, esatto, l'appello di Paulino Barbiero, andare domani in via Dandolo alle 10. Però ha toccato un altro tema che è sempre ricorrente, quindi è interessante. Mi dispiace, non posso perché ho degli impegni grandi. Grazie, buongiorno. Grazie Giancarlo, buona giornata. Insomma, però ne stiamo parlando qui, vedete che poi è di grande interesse. Io volevo fare una trasmissione a Ringo un lunedì, devo dirlo, con collegamento con tutti gli inquilini, però adesso non sono più arrabbiati. Basta. Dipende, vieni a vedere domani. Vabbè, ci vediamo tra poco. Allora, torniamo in diretta, lavoro nero e pensioni, 0422 1626 798, abbiamo toccato il tema ATER, quindi credo che sarà ricorrente anche questa trasmissione, perché poi voglio tornare a quella domanda sul tema che volevo chiarire con Paulino Barbiero sulle spese condominiali, ma lo facciamo tra pochissimo. Invece Antonio, lavoro nero, chiariamo un po' qual è lo scenario, la prospettiva, i consigli che vuoi dare a chi vi segue? Certamente, una piccola correzione sulla battuta che hai fatto prima, se no c'è l'ufficio vertenze. L'ufficio vertenze no, fa altro, in realtà certo. Sì, no, ma era per precisare che comunque la CGIL nell'ambito di tutti i servizi che offre ha un servizio tra virgolette anche legale rispetto al contenzioso dell'abitazione, che è quello gestito dal SUNIA, il sindacato degli inquilini e dei piccoli proprietari. Tornando invece a quello che fa l'ufficio vertenze e la riflessione che abbiamo fatto, per cui abbiamo deciso di venire in 3 oggi, lo SPI e l'ufficio vertenze, era di effettuare una riflessione un po' più ampia rispetto al fenomeno del lavoro nero. Un po' più ampia perché? Perché l'ufficio vertenze normalmente limita il proprio campo sul contingente, cioè ho lavorato in nero 1 mese, 2 mesi, 3 anni, e noi gestiamo la questione per quanto riguarda il recupero, normalmente il recupero delle differenze retributive e eventuali tutele che possono essere collegate a questo tipo di situazione lavorativa, che dopo magari approfondiamo. E invece, parlandone anche con Paolino, dicevamo vabbè, però in realtà il lavoro nero ha dei riflessi che vanno oltre il contingente, e il principale, cioè quello più evidente, è proprio il fatto che il lavoratore, se lavora 3 anni in nero, quando sarà il momento di andare in pensione si ritroverà a dover lavorare 3 anni in più. Certo, cioè 3 anni meno di contributi. 3 anni meno di contributi significa, se gli va bene, dover lavorare 3 anni in più a fine, tra virgolette, a fine carriera. Certo. Se gli va bene. Se gli va male significa avere difficoltà ad accedere alla pensione, perché non sempre uno poi, soprattutto come si diceva a fine carriera lavorativa,
è in grado A di effettuare un lavoro, B di trovarlo. Cioè, poi oggi dove viviamo una crisi, la situazione... magari è rimasto senza lavoro con quei 3 anni sarebbe già in pensione, invece deve fare 3 anni. Questo è un problema. Poi la telefonata. E comunque va in pensione con una pensione più bassa. Certo, perché non ha versato Oltre i contributi. al fatto che siccome abbiamo un sistema di ripartizione, cioè chi versa i contributi oggi serve per pagare le pensioni di chi è in pensione, fa un danno anche ai conti complessivi per garantire le pensioni di adesso, perché se fosse un sistema a capitalizzazione ci rimetterebbe solo lui. Con il sistema di ripartizione ci rimette lui, ma ci rimette anche quello che dal riparto della loro quota deve avere la pensione. Quindi... Ma il consiglio che diamo sempre, noi l'abbiamo fatto anche settimana prossima, poi seguiamo la telefonata, di andare a verificare, lo si fa col CAF, col SPIN, dove si va? Per i contributi versati sin qui. No, ma qui, allora, cioè perché se uno lavora, la capisce se subito, uno lavora regolarmente ed è in regola e l'azienda non versa i contributi, è l'INPS che poi deve coprire quella posizione, non crea un danno alla persona, e quando proprio la persona lavora in nero non percepisce busta paga. Certo, questo sì. è oppure l'estratto contributivo, però nel senso che comunque l'estratto contributivo va verificato, perché è vero che l'INPS deve rispondere, però è anche vero che c'è una prescrizione quinquennale, per cui tendenzialmente dopo 5 anni quelli li sono persi. Certo. Sono persi, potresti richiederli al datore di lavoro, con la problematica che se nel frattempo il datore di lavoro è però diciamo che adesso l'INPS con l'avvento dell'informatica degli ultimi 10 anni ha l'Uniemens e quindi è in grado di controllare se le imprese versano, però può succedere che ci sono... infatti il problema non è tanto il versamento, è la comunicazione, perché capita alcune volte che l'azienda non comunichi per intero o in parte i contributi che dovrebbe versare, perché appunto una cosa è la comunicazione, che è quello che interessa al lavoratore, che è quello che risulta nell'estratto contributivo, e quello è quello che deve essere verificato tramite il patronato Inca. Il patronato Inca che lo fa, questo volevo capire. Okay. Esatto. Anche in collaborazione con lo SPI, nel senso che anche tramite lo SPI poi si arriva a ricostruire l'estratto contributivo. Sì, cioè, diciamo, poi, dopo sarà l'INPS, come diceva giustamente Paolino, nel caso non fossero stati effettivamente versati quei contributi, avere l'onere di recuperarli. Sentiamo, scusa Fabio, la telefonata da casa che è un po' che attende. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Franco, mitico, ecco qua. Paolino, aspettavo Paolino con tutto il... Per cantargliele, vero? Quindi sì, gliele suono subito. Che dice? Allora, 15-20 giorni fa avevo detto a Paolino che se era possibilità, intanto viva il lavoro nero, viva il lavoro nero. Come viva il lavoro nero? Così si mantengono le industrie, si mantengono i piccoli, si mantiene il fruttivendolo, eccetera, eccetera, il barbiere e anche l'idraulico. Allora, se mi viene l'idraulico a casa mia, no? Invece di chiedermi 1 milione, senza fattura mi chiede 700. Certo, questo me lo ricordo, aveva detto. Adesso sì. Rispondo. Risolto il problema. Io risparmio e lui non paga, ma se io potessi defalcare alla fine dell'anno, e io gli chiederei la fattura di 1.000 euro. Adesso un'altra cosa, se io vado al bar prendo 1.000 euro al mese di pensione, se io vado al bar in un mese prendo 3 caffè al giorno, 1.000 caffè al mese, quindi io do il mio milione, il mio 1.000 euro glielo do a lui, ma a me non rimane niente, non rimane né soldi né niente. Però alla fine, quando faccio la dichiarazione dei redditi, quel 1.000 euro lì sono ancora mie. Se io potessi defalcare tutti gli scontrini, si pagherebbe tutti. Ma è quello che si può fare. Basta che li paga col bancomat e hanno un ritorno di soldi, risolto il problema. Franco, aspetti che se no non finiamo più. Mi ricordo, infatti, lei punta... Barbiero non prende in considerazione il mio caso. No, ma ho capito, è chiaro. Allora, al di là del caffè forse, però comunque si è discusso molto anche di pagare il caffè con la carta, no? In questo periodo. Ora voglio eliminare le sanzioni, non ci sono più le sanzioni per chi non ha il POS, quindi questa è anche stranezza, diciamo, nel voler spingere. La lotteria degli scontrini, diciamo, si sposta, trasla di qualche mese, mi pare comincia a giugno in base alle ultime indiscrezioni sulla legge di bilancio, che prima o poi finalmente vedremo definitiva. Però aspetti, Franco, voleva rispondere Paolino Barbiero. Sì, io
di recente sono stato in Austria e pagano tutti anche il caffè con la carta di credito. Qui, o il bancomat. Qui adesso c'è una norma in finanziaria che dice se uno fa tutti i pagamenti alla fine dell'anno ha un ristorno, che è la cosa più semplice, perché a questo punto quando viene l'idraulico invece di pagare in nero pago, come si dice, con il bancomat, ho un ristorno, il pagamento è tracciabile e quindi anche l'idraulico poi deve pagare le tasse conseguenti su quello che diversamente avrebbe fatto in nero. Perché non è solo il fatto che uno non ha agevolazione, è anche il fatto che quando si paga in nero ci sono contributi non versati, c'è addizionale IRPEF non versato ed è chiaro che alla fine poi il peso delle tasse si carica prevalentemente sui redditi da lavoro dipendente e sui pensionati, perché non hanno la possibilità di eludere o di evadere. Quindi, non so se scherzava, l'ammetto che scherzasse, perché se era serio dobbiamo cominciare a preoccuparci, perché se si fa l'elogio al lavoro nero non si risolvono i problemi, perché se da una parte si fa l'elogio e si pensa che questo si superi facendo quelle cose che dicevano che comunque hanno bisogno di soldi che non ci sono, che lo Stato non può mettere a disposizione, non andiamo da nessuna parte. E ricordo che per esempio nell'edilizia, dove c'è una parte consistente di lavoro nero, nonostante ci siano le detrazioni al 65% e al 55% a seconda se è manutenzione ordinaria, straordinaria e via di questo passo, ci sono persone che comunque preferiscono farsi pagare in nero. Quindi alla fine tu puoi fare una regola in più, ma c'è un'onestà di fondo che in questo paese deve esserci da parte di tutti. No, ma Franco la pensa, se si parte dal presupposto provocatoriamente diverso. Ho capito, ma non andiamo da nessuna parte, mi dispiace per Franco. Franco, però la prego un flash che devo andare in pubblicità, ci sono altre telefonate, prego. Sì, ma Barbiero lei è sempre sulle stesse, lui viaggia con queste bla bla bla. Beh, ma anche le tue sono sempre le stesse, non è che tu mi racconti cose diverse, l'ho sentita 8 volte. Tu sei per il lavoro nero, noi no, pace. Non capisce niente, non capisce. Certo, per fortuna che capisci tutto tu che fai l'elogio al lavoro nero, dove vuoi che andiamo? Io ho la laurea in vita, non ho la laurea in carta. Se tu non vuoi pagare le tasse, sei libero di farlo, fermo restando che se viene alla Guardia di Finanza ti metti in galera, ha ragione di farlo, mettiamola così e chiudiamo, no? Perché non è che sto qua a discutere con uno che elogia l'evasione. Franco, un abbraccio, ho capito tutto, grazie, ci rivediamo tra pochissimo, c'è la pubblicità, vi aspettiamo. Allora, sono le 13.38, ore 13, 0422 1626 798, chiamate ancora, lavoro nero e pensioni. Antonio, ti avevamo interrotto perché c'è una telefonata, poi ne sentiremo altre. Volevi aggiungere qualcosa per farlo? Dalla provocazione, le provocazioni ci stanno, stimolano, come dire, il dibattito. Però, cioè, quella che rappresentava Franco da Udine è la classica visione molto miope, che noi ritroviamo anche in chi in qualche maniera accetta, purché, ancorché non costretto, diciamo così, il lavoro nero, perché anche lì abbiamo due fasce di lavoratori. Lo incentiva addirittura. Interessati. Chi si trova costretto perché non ha alternative e quindi fa di necessità virtù, e chi invece pensa di speculare sul fatto di non versare le quote di contributi, le tasse, queste piccolezze qua, che però per contro hanno una totale come dire, mancanza di tutele, ovvero una più difficile possibilità di tutela, dopo magari spieghiamo come, e quegli aspetti che si diceva prima, che magari nell'immediato non danno riflessi personali, ma nel futuro sì, cioè 3 anni di lavoro in nero significano appunto, come si diceva prima, un accesso problematico. Ci dai un flash alla pensione. Antonio o Fabio, poi così sentiamo la telefonata. Come li recupero? Li recuperi. Se sei un lavoratore costretto ad accettare un lavoro nero perché non hai alternative e quindi ti trovi in questo circolo, come dire, di costrizione, li recuperi nel momento in cui normalmente cessi il rapporto di lavoro, rivolgendoti all'ufficio vertenze per iniziare tutta la procedura che serve a regolarizzare il rapporto di lavoro con segnalazioni all'INPS, ispettorato del lavoro, eccetera, quantificazione delle differenze retributive e applicazione di tutte quelle tutele che sono indirette nel rapporto di lavoro, nel senso che non necessariamente esistono, ma che quando accade il fatto, la maternità, la malattia, l'infortunio, esistono se sei regolarizzato, certo. Sono più difficili da ottenere se sei in nero. Fabio, un flash così poi sentiamo la telefonata? Che purtroppo non è
oltretutto semplice recuperarli questi soldi. Noi, devo dire, ci riusciamo non raramente, ma con grosse difficoltà, perché si devono i lavoratori precostituire tutta una serie di condizioni per le quali poi si riesce a dimostrare davanti a un giudice di aver fatto lavoro nero, di aver fatto determinate ore, eccetera, eccetera. Non sono rari i casi in cui vengono da noi il lavoratore o la lavoratrice che dice io ho fatto 10 anni di lavoro in nero per quell'azienda lì, quindi diversi anni, e adesso mi ha licenziato e non mi paga il TFR. Non è facile da spiegare che non si ha diritto al TFR come non si ha diritto alla malattia, non si ha diritto alla maternità, bravissimo. agli assegni familiari e a numerosi. Solo che il TFR è una prestazione che è alla fine del rapporto di lavoro. Tutte le altre, o quasi tutte le altre, sono prestazioni in itinere, certo, per le quali uno non si rende tanto conto di aver diritto, proprio perché è in nero, invece sono quelle forse più importanti. Telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Nadia, prego. Buongiorno, io volevo chiedere, buongiorno anche ai suoi ospiti. Buongiorno. Comunque, se è giusto, volevo chiedere al signor Barbiero, su una tredicesima di 1.443 euro e una pensione di 1.267, sia giusto una trattenuta sulla tredicesima di IRPEF 380 euro. Trattenuta. Mio marito questo mese di trattenute ha lasciato 580 euro. Tra l'una e l'altra, certo. Nadia, mi sembra giusto? No. Non è ora di detassare queste pensioni? Esatto, allora lei ha toccato un nodo... volevo chiedere un'altra cosa, sì, una mia curiosità. Ci sono diversi giovani che versano contributi 20, 15, 30 anni e dopo magari per un incidente o per una morte da infarto o da malattia. Volevo sapere quei contributi, se sono da sposare, dove vanno a finire? Grazie, arrivederci. Grazie Nadia. Partiamo da questo perché è curioso, al di là ipotizzo, se questa persona per esempio è sposata. Se è sposata o la reversibilità? È sposata. Non c'è da sposare, mi pare. Da sposare. Sì. Nel senso che quindi non include... Non sposata. E niente, allora quei contributi vanno alla collettività, come abbiamo sempre detto. Può essere anche di un pensionato che va in pensione e il mese dopo muore, se non ha nessuno... Non è che automaticamente i contributi versati sono poi quelli che ritorneranno al... Il sistema è ripartito. No, io dicevo una cosa per assurdo invece nel momento in cui è sposato, quindi ve la spiego velocemente. È sposato, ha versato quei contributi sufficienti a maturare la pensione, ma muore prima di averla. Nella quota del 60% va a superstite. Esattamente. Quando la persona avrebbe maturato da subito. Sì. La pensione se non ha da pensione. Quando è maturato il diritto della pensione, ci sono, come si dice, vedove che a 40 anni o 45 anni o vedovi percepiscono la pensione di reversibilità per la quota maturata. Fino a quel momento. Fino a quel momento. Quindi non si guarda l'anagrafe, voglio dire, quando il congiunto che non c'è più avrebbe maturato, ipotizzo, i 67 non è che anni. Se uno muore a 70 anni prende la reversibilità a 70, se uno muore a 50 non prende la reversibilità. La reversibilità viene presa nel momento in cui c'è il diritto per prenderla nella quota stabilita. È chiaro che se uno può prendere la reversibilità di 40 anni di contributi, l'altro può prendere la reversibilità di 30 anni. Sì, ma io dico, io ho 50 anni, ma il mio congiunto è morto a 60, quindi quella sua reversibilità la prendo fra 7 anni. No. Dico, da subito. Sì, perfetto, chiaro. E invece chiaramente in una misura ridotta rispetto al fatto che ci sono meno contributi versati. Esatto, il caso che diceva Nadia invece, l'abbiamo detto più volte, lo spiego io perché poi è una questione di reddito in realtà. Poco cambia che il reddito sia da pensione o sia da lavoro dipendente, da busta paga. È solo un problema, come dire, contabile, nel senso che poi io capisco che psicologicamente il fatto di vedersi effettuata una trattenuta... No, il pensionato paga le tasse 2 volte, no? Quando lavora e quando prende la pensione, quello un po'... Dai. Beh, in realtà percepisce un reddito quando lavora, che è lo stipendio, percepisce un reddito quando è in pensione, che è la pensione. No, perché i contributi versati non sono tassati,
contributi versati sono presi da un importo lordo, quindi su quello non si paga tasse. Cioè voi dite, io durante la vita lavoro, adesso io non sto pagando, cioè sto accantonando i contributi. Il calcolo della pensione viene fatto sul lordo versato, non sul netto, e quindi è chiaro che siccome viene fatta sul lordo ci devono essere le tasse, c'è poco da fare, perché sennò il problema si risolve come? Cioè quindi voi dite, io le tasse sulla pensione le pago quando sono pensionato? Sì, certo. Perché il comune dire il pensionato le paga 2 volte, no? È quello che la provocazione che facevo io prima. L'unica cosa è che a dicembre, non solo per i pensionati ma anche per i lavoratori, c'è il conguaglio. Per i percettori di un reddito mensile c'è il conguaglio. In realtà il conguaglio deriva dal fatto che uno ha pagato meno tasse mese per mese. Probabilmente se i 400 euro li spalmiamo in 12 mesi la signora non se ne sarebbe neanche accorta. Io questo problema lo vivo, non dico quotidianamente ma spesso, quando ci sono situazioni di questo tipo, un reddito che a fine anno si cumula, fa scattare alcuni scaglioni di aliquota e uno si trova ad avere un conguaglio più anche col famoso bonus Renzi c'è stato e alcune volte c'è ancora quel problema. Perché Ad esempio anche quello del bonus Renzi, io percepisco gli 80 euro mese per mese, poi a novembre sforo la quota, il massimale diciamo per cui avrei diritto, e devo restituirli, mi trovo a restituire 800 euro, però non è che in realtà sto pagando 800 euro, sto restituendo 800 euro che ho percepito e non avrei dovuto percepire. Pochi istanti, ricominciamo da qui, vi aspettiamo. Ultima parte insieme, ore 13, lavoro nero e pensioni. Appena c'è un'altra telefonata pronta la sentiamo per dare priorità a chi ci segue da casa. 0422 1626 Antonio, poi? No, poi tra il lavoro in chiaro e quello nero che c'è? Un'altra valutazione che si faceva era su quelle forme di lavoro non propriamente nero, il lavoro nero classico è quello che conosciamo del lavoratore che non viene regolarizzato. E quali sono i lavori grigi? Sono i lavori, sì, diciamo così, grigi, che vanno dalle sfumature più vicine al bianco, tipo vabbè sei tutto in regola, quasi perfetto, però gli straordinari te li paghiamo in nero. A altre situazioni in cui invece abbiamo riscontrato, come dire, datori di lavoro che pur, come dire, nella stragrande maggioranza di datori di lavoro corretti esistono i furbetti, come diciamo così, del quartierino, che approfittano soprattutto di quegli strumenti di flessibilità che ci sono stati nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro negli ultimi 20-30 anni per appunto collocarsi in questa zona grigia. Un esempio classico è quello del lavoro a chiamata, che poi appunto è stato ristretto, riallargato, eccetera, eccetera, o come quello che era successo con i voucher, che in linea teorica sono degli strumenti, se gestiti correttamente, uno strumento di agevolazione per il datore di lavoro rispetto proprio alla flessibilità di cui ha necessità, se messi in mano ai furbetti diventano degli strumenti di sfruttamento e di gestione non regolare del rapporto. Caso classico, lavoratore a chiamata, dovrei chiamarlo quando ho bisogno, ho il ristorante, ho bisogno, so che ho un matrimonio, un battesimo, una cresima. Se tutte le sere invece è puntuale lì vuol dire che c'è qualcosa capisci che c'è qualcosa che non va. Allora, telefonata, poi ti volevo chiedere una cosa sugli straordinari. Pronto, buongiorno. Pronto? Signora, prego, buongiorno. Buongiorno, dottor Navarino, e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Sono Nadia e parlo da Padova. Premetto, sono una vedova. Non ho l'ISEE da fare perché fortunatamente ho qualcosa in più. Le volevo leggere la bolletta del gas che mi è arrivata stamattina. Spesa per materia gas naturale 72,94. Alla fine spesa per trasporto, spesa per oneri totale IVA 207 euro, più del 100%, quasi il 130%. Mi chiedo, alle vedove che hanno il 60% magari superano la soglia di povertà. Dobbiamo pagare o dobbiamo pagare 100 euro senza scaldarci perché le tasse sono superiori volete farci stare al freddo? Certo. Volete farci morire?
fateci una punturetta quando andiamo a fare l'esame del sangue, perché dottor Barbiero, io vorrei parlare con lei. Non è che dovete parlare sempre astratto con quell'atto che mi sembrate distanti da noi, non col cuore come fossimo i vostri genitori, perché 72 euro di gas vuol dire che non ho consumato tantissimo, ma 130 euro di tasse mi sembra una rapina. Voi cosa state facendo? Cioè le è arrivato e dovremmo anche dire non paghiamo più. Allora Nadia, aspetti, perché poi è un tema che abbiamo trattato spesso, no? E che poi anche la politica, quando un po' vuole solleticare e l'elettorato dice ora cambieremo tutto su quello, poi è sempre uguale. Allora 130 allora il trasporto e tutto il resto, giusto? E 72 la bolletta? 72,94. E 130? Io pago 207,10. Eccolo qua. Perfetto, ora è chiaro. Ok, perché pensavamo 207 solo il trasporto, eccetera. Allora, senta, grazie Nadia, buona giornata. Cosa possiamo dire qua? Perché noi ne parliamo sempre. Posso dire che la signora ha ragione, nel senso che sul gas come sull'energia elettrica ci sono delle tasse indirette, come tra l'altro sulla benzina, che paghiamo tutti noi. Quindi... che paghiamo tutto noi. Mi sembra un po' strano che ci sia questo rapporto di più del 50%, perché da quello che so io hanno sempre detto che la parte diciamo, non diretta di consumo vale il 50% della bolletta, a meno che non ci siano conguagli. Quindi è sempre utile delle volte anche verificare, perché ci sono gestori che sbagliano a fare le bollette, non sarebbe la prima volta. Quello che facciamo noi, per esempio in provincia di Treviso, noi abbiamo fatto l'accordo con Asco Piave per far sì che tutte quelle persone che hanno meno di 15.000 euro di ISE, scusate, 18.000, che è stato alzato, abbiano uno sconto sulla quota del gas. Cioè se la signora spende 70 euro di gas per 12 mesi, sono 840 euro, ha uno sconto del 15%, se è fornita da Asco Piave. Ed è l'unica società che fa le tariffe sociali, perché un conto sono i sconti commerciali, cioè la propaganda che ti fanno se tu invece di Enel passi con un altro, Italgas piuttosto che Enel Gas, ti fanno uno sconto in ingresso, e quello lo fanno a tutti a prescindere dal reddito. Questa invece è una tariffa sociale. 18.000 euro di ISE non è proprio un ISE per poveri. Un po' lo fa anche Ascotrade per l'energia invece. Scusa, Fabio, poi la telefonata. Fare una piccola integrazione. Secondo me c'è anche un problema di trasparenza e chiarezza, perché arrivano anche a me queste bollette. Insomma, ripeto, ho fatto studi giuridici, qualcosa dovrei capirci. Io faccio una fatica drammatica a riuscire a capire, e la cosa, come dire, creare trasparenza, dare un po' di trasparenza non è difficile neanche per il legislatore. Se vuole stabilisce alcune regole dove si capisca in modo molto chiaro dove vanno a finire questi soldi, ma io come dire, vago nel buio, dico vabbè, ormai leggo solo il totale, vado a pagare, perché sennò ogni volta mi nervosisco guardando la bolletta. E questa è una cosa che la gente percepisce, nel senso, dice, ma io perché devo pagare questi soldi? Perché se le persone capiscono, come diceva giustamente la signora, il perché devo pagarle, forse riesco ad accettarlo. Se non riesco a capire perché devo pagare qualcosa, faccio molta più fatica ad accettarlo, e soprattutto forse con la trasparenza qualcosa si potrebbe limare, un po' qua e un po' là. Invece sembra che ci sia quasi questa, almeno l'apparenza è che ci sia questa volontà che sia artefatto per poi, ma non dico artefatto assolutamente, però un po' confuso appunto per lasciare allora se vaghi nel buio perché non l'hai pagata la bolletta, allora però comunque vabbè, telefonata l'ultima perché poi dobbiamo chiudere. Pronto, buongiorno. Buongiorno Antonio, senta, volevo dire, non è che pronto? Antonio ha detto? Prego. Sì, non è che è lo Stato che gli interessa l'evasione. Io le faccio un esempio, no? I politici, Antonio, non sento molto bene. Ma non stiamo dicendo niente, vada pure. Sto ristrutturando la casa e mi mettono un limite di 90.000 euro. Ne devo spendere 200 perché devo avere solo su quell'importo la detrazione.
vince il resto, non mi conviene pagarlo in nero. Scusa, non è un incentivo. Cioè, sulla ristrutturazione. Le faccio un altro esempio. Prima parlavano hanno intervistato mia moglie per il trasporto del bus. E a Barcellona si prendono 10 biglietti e ne paghi 8. Quando ti danno una sanzione te la danno per bene. Che senso ha che io compri 10 biglietti e li paghi il prezzo pieno? Una volta voglio così, dire, manca la voglia di voler eliminare il nero, per me. Non lo so. Grazie Antonio, buone osservazioni. Paolino, flash su questo che poi abbiamo la chiusura. Alla fine ognuno ha la sua soluzione e idea di come potrebbe farlo e vediamo che anche in questa finanziaria tutte le iniziative che sono state rivolte per tentare di mettere sotto controllo il fenomeno alla fine hanno incontrato resistenze, non ultima il fatto che se ci sono bilanci delle aziende che rappresentano situazioni di negatività su 4 punti sia sollevata Confindustria. Ma allora la domanda è, se ti sollevi vuol dire che c'è una prassi comune dove i bilanci li puoi fare con quelle caratteristiche? Siccome le caratteristiche che ho letto sono caratteristiche che se applicate in modo diffuso fanno rabbrividire, perché vuol dire che tu trucchi i bilanci di un'azienda, e noi lo sappiamo perfettamente perché vi possono raccontare loro sui fallimenti cosa trovano e cosa trova anche la Guardia di Finanza, cosa va a controllare. Allora uno dice, scusa, ma se c'è una regola e tu sei onesto, che problemi hai? E invece la fanno perché si riscontra che l'evasione fiscale vale 130 miliardi, no, e quindi con 130 miliardi in più che potrebbero entrare avremo meno debito pubblico, avremo tassi di interessi più bassi, saremo più riconosciuti in Europa, forse probabilmente saremo uno Stato più stabile, quindi non avremo paura del MES, no, con tutta la discussione che si fa sul MES perché siamo un paese poco stabile, e alla fine se la logica che prevale è quella, siccome questo paese non si può riformare, diano la possibilità di evadere a tutti. Auguri, dove volete che andiamo? Cioè, siamo mica al terzo mondo, Cioè questa cosa che la politica deve prendere delle decisioni serie. Noi dovremmo discutere per incalzare chi non rispetta le regole, non siccome c'è chi non rispetta le regole bisogna autorizzare. Allora devo chiudere, poi tra l'altro avete visto, scoperto i dati, purtroppo non c'è neanche il personale per fare questa ricerca, ora si studia l'algoritmo che è tutto sballato, ma al di là di questo, la lotteria, tante cose, ma un euro investito per la ricerca dell'evasione ne frutta 5, quindi basterebbe ragionare su questo dato. Volete aggiungere un flash davvero perché devo chiudere? È lo stesso problema che c'è ad esempio anche sui controlli dell'ispettorato del lavoro. Esattamente, quante volte lo diciamo, no? Abbiamo detto 4 volte che basterebbe, è una questione di percentuale, 2 persone in più aumentano la percentuale dei controlli del 50%. Esatto. Quindi vorrebbe dire il 50% delle aziende controllate, con un rischio per le aziende del 50% di essere beccate. Allora ricordiamo domani mattina alle 10. Fare un mutuo per assumere persone, per fare i controlli, così paghiamo il mutuo. Chi si paga il mutuo con quello che riscuotono. Allora, domani mattina alle 10 via Dandolo l'assemblea Ater, giusto? Sì, ore 10 nella sala dell'auditorium, siamo lì, abbiamo chiesto la presenza anche del sindaco, dell'assessore sociale dell'Ater, proprio perché per quanto possibile vogliamo far chiarezza sui punti di miglioramento che sono già stati scritti, che però devono diventare legge, e su quelli che ancora mancano, perché ci sono oltre 6.000 famiglie che hanno bisogno di avere una risposta chiara. Ci vediamo alle 18:30 con i telegiornali, poi 19 il Veneto, 19 Venezia, 19:30 Treviso, ieri record assoluto, 145.000 persone ancora a seguire quindi un nuovo record delle ultime settimane a seguire il telegiornale di Treviso. Poi a 20:10 questa sera ci sarà il Veneto imbruttito, Andreas Ronco, e poi prima serata con lo sport. Grazie e buona giornata.